Allora inizia la discussione generale. Scusate, la parola al Presidente Zaia, prego. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente Ruffato e grazie consiglieri. Vi devo dire che nel pensare a questo intervento, la responsabilità che mi viene data nel presentare le posizioni, poi che sono posizioni mie personali, ma anche nel cercare di dare delle risposte a chi giustamente in questo periodo le ha avanzate informalmente e anche formalmente, so dell'esito ad esempio dell'interrogazione della Commissione a firma del consigliere Ruzzante e del Presidente Tognolo, se non sbaglio, comunque delle molte istanze comunque che nascono. Io ho pensato che forse la modalità migliore di questo mio intervento sia quella di cercare di dare risposte ed esaudire un po' anche quelle legittime aspettative che tutti i consiglieri hanno, perché stiamo parlando, lo si capiva nella relazione del relatore, stiamo parlando di un provvedimento importante, che se ne dica comunque nel bene o nel male un provvedimento storico, a prescindere dalla posizione di ognuno di noi, e si segnerà comunque il passo. Questa è una giornata storica, se qualora fosse approvato questo documento o fosse bocciato, comunque nei libri di storia o negli archivi storici o nella biblioteca personale di qualcuno ci sarà il verbale di questo Consiglio regionale. Allora guardate, permettetemi di fare una riflessione che ho fatto anche da solo, no? Cioè, la riflessione ho detto, ma perché siamo arrivati qui? E penso che sia logico e quanto mai compatibile partire dalla Costituzione italiana, cioè partire da un ragionamento che spesso assieme abbiamo fatto in questo Consiglio. Questo Consiglio ha fatto interventi autorevolissimi rispetto alla Costituzione della Repubblica del 48, che era una Costituzione, e l'ho detto anch'io in molti casi, autenticamente federalista. Oggi qui noi siamo a celebrare con questo provvedimento le lacune della gestione di questa Costituzione. E non vi parlo, perché ormai ve ne ho parlato a iosa, di padri costituenti, di quali fossero i dettami dei padri costituenti, ma che il relatore disturbi è proprio il massimo della vita. Dicevo, quando si è scritta la Costituzione repubblicana, guardi, sarò breve, se riesco a non fermarmi sarò anche brevissimo, e dovete scusarmi ma non ho scritto discorsi. Quando si è scritta la Costituzione repubblicana, già da allora nello scriverla i padri costituenti avevano evidenza di un paese che comunque non era eterogeneo, non era uniforme, che c'erano comunque dei campanili da mettere in rete e comunque da fare in modo che si costituisse un'identità nazionale. Prova ne sia che lo stesso Einaudi diceva nel presentare la Costituzione: ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Lui poi diceva anche: il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. E forse in questo momento siamo proprio in una fase di risorgimento che non si è ancora concluso. Io penso che tutto quello che è accaduto dal 1948 ad oggi ci porti a quel vecchio assioma che spesso i grandi giuristi che si occupano di autonomia, di federalismo, di indipendenza anche a livello internazionale ci dicono: che il federalismo è un movimento centripeto, cioè aggrega gli stati, crea un'identità nazionale, e considerate che molti stati europei, quelli che oggi noi definiamo più evoluti, fra virgolette, scusatemi la definizione che non è proprio corretta, quelli diciamo più all'avanguardia, penso alla Germania, hanno fatto una scelta strategica, hanno messo assieme 90 milioni di cittadini pensando che la Germania poteva avere la Baviera come identità nazionale nel momento in cui la Baviera avesse avuto una giusta dose di autonomia. Questo non è avvenuto in Italia. La gestione centralista della Costituzione ci porta oggi un bilancio che è tragico, che è quello che da un lato si contesta fino in fondo la gestione della Costituzione. È vero che noi abbiamo un provvedimento che giace in Consiglio da un anno, la famosa Commissione Antonini, dove attraverso il 116, attraverso le opportunità della Costituzione, noi chiediamo nuove competenze. Dall'altro è altrettanto vero che la crisi morde, e la storia un po' di tutte le evoluzioni delle rivoluzioni, fra virgolette, democratiche e delle indipendenze che si sono vissute in Europa e si stanno vivendo in Europa, ci insegnano che la componente non climatica ma economica pesa molto,
e 170.000 disoccupati, avere oggi, è notizia di qualche ora fa, lo spread italiano supera quello spagnolo addirittura, si parla di livello d'allarme, la necessità comunque di riconoscere fino in fondo che questa è una delle 5 regioni che ha, un residuo fiscale attivo e dona quotidianamente, annualmente 18 miliardi di euro di tasse a Roma. L'obiettività di essere comunque un popolo, come Veneti, lo chiamo popolo visto e considerato che nel nostro statuto viene sancito questo passaggio, di essere un popolo che conosce la solidarietà, che conosce la sussidiarietà, ma anche la certezza che se tutti gli italiani vivessero come vivono i veneti, con la stessa virtuosità, avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro all'anno e quindi la possibilità di immettere queste risorse per rilanciare l'economia, per creare occupazione, per fare quelle tante cose che i veneti ci chiedono e ancora oggi non riusciamo a fare. Prova ne sia che gran parte delle interpellanze, delle interrogazioni che voi fate, le ascoltavo anche prima, vertono sul fatto ma finanziamo la Treviso Ostiglia piuttosto che il centro diurno, il cinema sociale, e quindi un po' le interpellanze ci portano poi alla cruda realtà di dover avere risorse, di avere le idee. Spesso i manager dicono che non contano i soldi ma contano le idee. Purtroppo nella pubblica amministrazione ci vogliono prima le risorse e poi le idee, perché la legge prevede questo. E quindi cosa nasce? Nasce, io me lo sono chiesto tante volte, ma da dove nasce? Qual è il Big Bang che fa nascere un'istanza importante come questa? Cosa porta? Non dei, magari qualcuno dirà, degli ex politici, di qualcuno magari che magari cerca di disegnare e dice ma quelli lì li conosco, no, sono ex leghisti, qualcuno era nel consiglio regionale, qualcun altro, ma mi sa che sta puntando qualche carica politica. No, io vi dico, quello che più mi ha convinto è i ragazzi che mi fermano, i ragazzi che comunque non hanno storia politica, i ragazzi che comunque sono andati all'università, il grande gruppo di giovani che comunque alimenta questo fermento, che è un fermento di popolo, che ha la volontà comunque di porre una questione, che è la questione che noi oggi siamo chiamati ad affrontare. È legittimo chiedere ai veneti di esprimersi oppure no circa l'indipendenza? Beh, guardate, io capisco le preoccupazioni che hanno molti di voi, no? Cioè, molti dicono ma sarà legittimo la costituzionalità, il diritto internazionale, ma cos'è tutto sto casino? Viene prima la Costituzione, dopo il diritto... Beh, io direi innanzitutto che abbiamo delle esperienze internazionali che nel bene o nel male possiamo mutuare rispetto alla nostra esperienza o quantomeno al nostro percorso, che è quello di dire che comunque la Catalogna, in un percorso che è iniziato molto più in là del nostro, che però ha una Costituzione simile alla nostra, è ormai una Catalogna che guarda al 2014 parlando di referendum, ha iniziato Jordi Pujol 25-30 anni fa, ha ereditato il testimone Artur Mas che si presterà ad affrontare questo ulteriore passo dopo la sua dichiarazione di sovranità. Ma penso anche a quello che è accaduto nella Cecoslovacchia, che è accaduto nel Kosovo, a tutto quello che comunque si sta discutendo a livello di Scozia rispetto al referendum scozzese. E, rispetto ai temi, e vengo anche alle risposte e poi mi vado a zittire, la vera preoccupazione è capire se ci sia, scusate, una base giuridica oppure no, è la preoccupazione che anch'io mi sono posto. È vero che oggi ci poniamo un quesito, cioè ci poniamo un problema, ed è quel problema che colgo anche l'intervento di Valde Gamberi, è di dire siamo coscienti del fatto di dare la possibilità dei veneti di esprimersi oppure no. C'è chi dice, questo è un contesto di democrazia, ve lo dice uno che ha sostenuto i referendum dei radicali e ha votato controcorrente in altri referendum, penso quello dell'acqua, del nucleare. A me sembra che sia la sublimazione della democrazia, dar comunque al popolo la possibilità di esprimere e di valersi di quel diritto che ha, che è un diritto quasi plebiscitario, di esprimersi. Qua nessuno sancisce che da oggi il Veneto sarà indipendente. Qui oggi stiamo per decidere se dare occasione al popolo veneto di potersi esprimere oppure no. A questo punto c'è un'altra corrente di pensiero che dice ma io lo farei, però non so se è giuridicamente sostenibile, se ci sono dei fatti che mi possono mettere in difficoltà. Partirei dal diritto internazionale, dalla possibilità di ragionare sul fatto che l'autodeterminazione è un diritto cogente, viene definito come diritto naturale, no? Ed è un diritto superiore, passatemi alcune inesattezze giuridiche, visto e considerato che ho fatto tutt'altro a scuola, ma è la volontà di dire anche che gli ordinamenti nazionali, e quindi le costituzioni nazionali, comunque si rifanno a questo.
E mi ero segnato una frase mentre parlavate prima, nelle pause, cioè impedire l'autodeterminazione è come impedire la libertà al singolo. Questo è spesso quello che dicono i giuristi, cioè l'impedire a qualcuno di autodeterminarsi. Del resto noi lo sappiamo, lo dice, fra l'altro se avete modo di leggere un bel libro che è Democrazia e populismo di George Lukács, che è uno storiografo americano, biografo ufficiale di Churchill, che è un profugo ungherese che è docente universitario, adesso ha una novantina d'anni, è docente universitario negli Stati Uniti. E lui le definisce e dice: noi i confini non ce li abbiamo mummificati, comunque sarà inevitabile se noi immaginassimo di disegnare l'Europa da qui ai prossimi 100, 150 anni, 200 anni, nessuno scommetterebbe nulla sul fatto che qualche fosso si sia spostato, qualche confine di qualche recinzione comunque degli stati si sia modificata. E allora quali sono le riflessioni che vi pongo? L'articolo 10 della Costituzione ci dice che l'ordinamento italiano comunque viene dopo il dettame internazionale, e quindi stiamo parlando dei dettami dell'ONU, della Carta dei diritti dell'ONU e delle norme internazionali. Spesso quando si parla di indipendenza si dice: ma come? L'indipendenza è di fatto una secessione, cioè chiedere, ma vi ricordo che non stiamo discutendo dell'indipendenza oggi, ma discutiamo di poter indire un referendum per audire i veneti. Spesso quando si parla di indipendenza i più scettici, o magari chi è anche in difficoltà perché dice io vorrei capirne di più, dice: ma questa è una secessione, mi state chiedendo di avallare comunque, anche se in maniera embrionale, un processo di secessione. L'Italia, mi sembra che lo dica l'articolo 5, la Repubblica è una e indivisibile, però è altrettanto vero che l'articolo 80 della Costituzione, perché vanno letti assieme questi due articoli, il 5 con l'80, dice che il Parlamento può firmare dei trattati per modificare, per le variazioni degli Stati. Il che noi abbiamo, insomma, potrei citarvi il solito esempio che ormai si spreca, che è Osimo, 1975, 1954 Trieste, cede la parte B di Trieste, e tutte le partite che sapete. Quindi rispetto all'indivisibilità e alla possibilità che giuridicamente sostenga questa tesi il fatto che si possa indire, scusate, che si possa, perdonate ho chiuso, ma non è facile per me, anche perché non è materia mia, che si possa porre il quesito, direi che ci sta fino in fondo. Il referendum, ed è una risposta che ho dato a me stesso, che cos'è questo referendum? Innanzitutto noi oggi discutiamo l'eventuale indizione del referendum, cioè la possibilità di audire i veneti. Dopo l'indizione c'è la celebrazione del referendum, cioè aprire le urne, dar vita alla consultazione in modo tale che i veneti, in maniera non dispendiosa, ho visto un emendamento, penso a firma Vadegamberi, che dice sussistono gli aspetti politici e giuridici, adesso c'è un testo qui scritto, e quindi io aggiungerei anche la non onerosità, se vogliamo essere virtuosi fino in fondo, che c'è scritta da qualche parte. C'è un altro, ecco, l'avevo letta da qualche parte, e noi possiamo pensare che questo referendum potrebbe ipoteticamente essere affiancato alla consultazione delle europee del 2014, tanto per dire. È un referendum che comunque ha un'indizione che c'è oggi, una celebrazione che sarà il 2014, una lettura dei risultati, e dopo 90 giorni, ancora una volta, il Consiglio non è che si è espresso, dovrà esprimersi. Per cui è un parere che non è vincolante, non è stabile e non è definitivo. Non è definitivo. Cioè, mi spiego, la possibilità di dire che non è stabile, non è stabile, non è provvisorio e non è un parere vincolante. Nel momento in cui noi andiamo a decidere, il parere diventerà vincolante. Quindi tutta questa parte propedeutica, che qualcuno definisce prodromica, è una parte che comunque non impegna nessun consigliere che è qui. Lo dico anche perché quando la Commissione mi dice i go comprai, come avete visto, però sono di plastica, e quando la Commissione, no, i fatti qua nostrani, scusate, quando il Presidente della Commissione, il Presidente Tognolo se non sbaglio, se riconosco la firma, e il consigliere e il vicepresidente Ruzzante mi dicono, si chiede al Presidente della Giunta regionale di indicare se esista e quale sia il percorso tecnico e istituzionale conforme all'ordinamento giuridico, relativamente al quale non si rischi
di incorrere nella fattispecie di cui l'articolo 126, poi lo vedremo, finalizzando all'indizione del referendum consultivo di boh. Allora qual è il discorso? Noi abbiamo detto che se indiciamo il referendum, lo celebriamo, abbiamo il risultato, 90 giorni, a quel punto abbiamo il momento vincolante. Attenzione, il referendum è consultivo, per assurdo, ma anche legittimamente il Consiglio potrebbe decidere di fronte a un esito plebiscitario di andare da tutt'altra parte o viceversa. Allora quali sono gli ultimi due problemi che ci restano? Io vi dico questo anche perché, siccome sento rumoreggiare che qualcuno vorrebbe rinviare questo provvedimento, lo dico, le risposte che vi do adesso ve le darei comunque domani in commissione o da altre parti, per cui per me restano in calce, restano queste e poi mi zittisco, quindi l'eventuale rinvio in altre sedi va a riprendersi il verbale con le mie dichiarazioni di oggi, per cui io ritengo, perdonatemi, inutile rinvii. C'è l'articolo 122 della Costituzione, ci dice che il consigliere nell'esercizio delle sue funzioni, nell'esprimere opinioni e voti, non può essere chiamato in causa perseguito. Dall'altro c'è l'articolo 126, quindi quello problematico, che dice che nel momento in cui uno fa atti contro la Costituzione c'è lo scioglimento del Consiglio e la sollevazione, insomma la decadenza del Presidente della Giunta. Proprio alla luce dei ragionamenti che ho fatto, il voto di oggi innanzitutto non prevede questo. La contestazione che eventualmente, ma è anche l'ultima delle mie preoccupazioni, è anche l'ultima delle mie preoccupazioni, cerco di dare risposta ai consiglieri che comunque in maniera assolutamente sincera mi hanno posto questa considerazione. Del resto lo pone la Commissione, il Presidente Tognolo lo ha anche esplicitato. Quindi il tema di dire il consigliere sarà chiamato in virtù di questo provvedimento a rispondere, dico di no, perché l'articolo 122 è chiaro, dice voi votate, noi votiamo come vogliamo, esprimiamo qualsiasi opinione, nessuno può chiederci conto di quello che facciamo. Nel momento in cui andremo a decidere, dopo 90 giorni delle consultazioni, di dichiarare indipendenza e avviare le procedure, lì andremo a discutere e a verificare quali saranno tutti i presupposti. Però mettere davanti il palliativo e scusatemi un po', anche la scusa, perdonatemi se ve lo dico, dello scioglimento del Consiglio, del fatto che oggi con questo voto se ne va per aria tutto un lavoro giustamente di sacrifici che questo Consiglio ha fatto, direi di no. Per cui io esprimo, poi non intervengo più, esprimo la mia assoluta disponibilità a portare avanti questo provvedimento. Ho visto anche degli emendamenti, qualcuno ha scritto, mi si perdoni ma non riesco a leggere la firma, ha scritto trasformiamo Presidente del Consiglio Presidente della Giunta, nessun problema, me lo porto in capo se questo è il problema e se fa sentire più, come si può dire, se tranquillizza qualcuno. Il vero tema è che oggi io sono qui a sostenere questo referendum, cioè l'indizione di questo referendum, e porto avanti questa volontà che nel momento in cui si andasse a votare sarà espressa con un voto positivo. Grazie.